Buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione. Da 30 anni non si vedevano fiumi e bacini così asciutti. Scatta oggi il razionamento per i campi irrigati con l'acqua del Meduna. Se non dovesse piovere da qui a metà luglio, la situazione per l'agricoltura diventerebbe drammatica. Vediamo il servizio d'apertura. Da oggi scatta l'azionamento dell'acqua nella destra a tagliamento. Non piove da mesi, la siccità rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura, soprattutto colture specifiche e primizie. Gli invasi, come non accadeva da 30 anni a questa parte, sono i minimi storici e proprio per questo il Consorzio di Bonifica Celina Meduna, per quanto riguarda l'annaffiatura dei terreni bagnati con le acque del Meduna, ha deciso di adottare una stretta. Sostanzialmente riduciamo da 2 ore a ettaro a 1 ora a ettaro. Durante la scorsa settimana abbiamo rimodulato tutti gli orari, sono più di 7.000 utenze e sono state recapitate ai singoli consorziati. Con questa, con questa soluzione riteniamo di guadagnare qualche settimana. Una misura imposta, quella del razionamento, in attesa di qualche precipitazione, ma se non dovesse piovere nei prossimi giorni la situazione diventerebbe drammatica. Questa settimana ormai le previsioni non danno precipitazioni, quindi io mi auguro vivamente che dalla prossima e soprattutto entro metà luglio arrivi qualcosa. Ecco. In assenza di precipitazioni è chiaro che noi adesso stiamo razionando l'acqua come dei farmacisti, quindi oserei dire che la stiamo centellinando. Faremo delle valutazioni a metà luglio. Ecco. Mi auguro vivamente che per metà luglio qualche precipitazione arrivi. Insomma. Infortunio sul lavoro questa mattina a Pordenone. Un operaio edile è finito all'ospedale. Infortunio sul lavoro alle 9:15 di questa mattina in via Nicoletta a Pordenone. Un muratore era impegnato a demolire una parete di cemento in un'abitazione privata quando, per causa in corso di accertamento, la stessa gli è caduta addosso. L'uomo è rimasto schiacciato riportando la frattura esposta di una gamba. Per recuperarlo, dal momento che l'artigiano stava lavorando al primo piano e a causa dello stretto giro di scale, è stato necessario l'intervento dell'autoscala dei vigili del fuoco. I pompieri, dopo averlo recuperato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone in ambulanza in codice giallo, con traumi da schiacciamento. Vista la dinamica, ha rischiato la vita. Sul posto, per i rilievi e accertamenti, la Polizia di Stato e personale dello Spisal. E continuiamo con la cronaca. Il titolare di un'azienda agricola di Premariacco, Luca Sinico, di 57 anni, è stato trovato senza vita questa mattina alle 6 nel deposito degli attrezzi da lavoro. I carabinieri giunti sul posto insieme al personale del 118 hanno subito escluso il coinvolgimento di terzi. Si spacciava per medico e convinceva ragazzine a non mangiare, a gesti autolesionisti e a docce ghiacciate. La polizia postale di Udine e Trieste ha identificato il falso medico grazie alla denuncia ad una ragazza di appena 15 anni. Convinceva giovani ragazze anche minorenni ad assumere al massimo 500 calorie al giorno, il fabbisogno medio di circa 2000, e a fare docce ghiacciate per restare belle, o almeno, secondo la sua testa malata, in realtà le spingeva verso l'anoressia. La polizia postale di Udine e Trieste, con il supporto del Centro Nazionale Antipornografia Online, ha identificato un 40enne libero professionista del centro Italia, sottoponendolo a perquisizione. L'uomo è già stato condannato in passato per pornografia minorile. Tutto è nato grazie al coraggio di una ragazza di 15 anni ricoverata per mesi in un ospedale della regione per disturbi del comportamento alimentare. La giovane ha raccontato la sua storia e la polizia ha effettuato le indagini che hanno portato all'individuazione dell'uomo che sui social si spacciava per medico. Il pseudo nutrizionista pro-ana, ovvero pro-anoressia, chiedeva in cambio di soldi e regali anche dei video hot alle ragazze minorenni e poi le incoraggiava a compiere dei gesti autolesionisti come tagli. Le risultanze investigative sono ora al vaglio del sostituto procuratore di Trieste, Lucia Baldovin, titolare delle indagini. Si tratta della fase iniziale dell'operazione denominata Free Angel. Perde il controllo dell'auto, una Skoda Fabia, e finisce contro 2 abitazioni. Momenti di paura ieri sera in via Villanova a Pasiano di Pordenone, 2 le persone ferite, trasportate all'ospedale di Pordenone in codice giallo. Alla guida dell'auto c'era un cittadino bosniaco di 19 anni, con lui un amico di 17. Sul posto, oltre a personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Furto con spaccata al negozio BC Sport Mattana di via Udine a Cividale del Friuli. Nella notte sconosciuti hanno rotto con una grossa pietra la vetrina e hanno rubato una bicicletta elettrica del valore di 6.000 euro. Danni alla vetrata per altri 3.000 euro. Indagano i carabinieri.
e finisce in procura il saluto romano della sera del 13 giugno a Tolmezzo, in occasione della festa per l'elezione a sindaco di Roberto Vicentini, documentato con foto e video pubblicati sui social. Stamattina il consigliere regionale Furio Onsel di Open Sinistra ha depositato in procura a Trieste un esposto sottolineando che l'ordinamento giuridico italiano punisce l'apologia di fascismo e tra le modalità apologetiche rientra proprio il saluto romano. Dall'episodio il neosindaco Vicentini si è dissociato e il protagonista del gesto ha restituito la tessera del partito Fratelli d'Italia al quale era iscritto. Alla foiba di Basovizza l'Associazione Nazionale Bersaglieri ha posto una targa in memoria delle vittime innocenti di un odio cieco, una cerimonia a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. I bersaglieri hanno voluto rendere onore alle vittime civili di un orrore così come sono state le foibe. Va detto che però, ecco, scoprendo questa stele alla presenza dei laberi, delle medaglie d'oro, la memoria è andata all'ultima medaglia d'oro a valor militare data a un bersagliere, Giuseppe La Rosa, che l'8 giugno 2013 in Afghanistan per proteggere i propri soldati si interpose fra una bomba e loro e morì. Dette la vita per salvare la vita. Io credo che insomma, ecco, questa memoria di sacrificio finalizzato alla vita debba anche oggi, in questi momenti difficili che stiamo vedendo dopo 70 anni, la guerra in Europa e non solo, ricordarci che insomma, la guerra, tutte le guerre, non solo quelle in Ucraina ma anche quelle dimenticate, sono la sconfitta dell'umanità e quindi l'azione per poterle fermare è la ricerca spasmodica, interrotta, continua della pace, così come ha detto anche il Santo Padre. E quindi ecco, su questo credo che anche da qui, da Basovizza, la richiesta di quei civili che morirono e di quelli che stanno morendo oggi sotto le guerre all'interno del mondo ci interroghi tutti a guardare in faccia l'orrore e a chiedere la fine di qualsiasi azione contro l'umanità. E tappa a Udine questa mattina della carovana delle Alpi che ha assegnato le bandiere verdi di Lega Ambiente. Avete rilevato 2 bandiere nere, una a Clausetto e una a Verzenis. Tra parentesi c'è una grandissima bandiera nera che è data alla regione, però ci siamo limitati a darne 2 che sono piccole situazioni ma molto importanti. Uno riguarda la tutela del paesaggio, cioè il fatto che non si devono costruire delle opere private, dei bivacchi, da parte, in questo caso di Crozzetto, di una riserva di caccia, sui crinali della montagna, sulle cime della montagna, in posti che sono, dal punto di vista paesaggistico, visibili a distanze chilometriche. L'altro caso riguarda Verzenis, il paese di Pozzis, dove è stato costruito un vallo Paromassi ciclopico. E invece per quanto riguarda le medaglie verdi, quindi buone pratiche, sono in aumento. Abbiamo una levatrice di capre che ha un bellissimo progetto a Pofabro, abbiamo il comune di Resia che ha fatto un piano comunale di resilienza e riconversione. Abbiamo l'esperienza dei negozi di prossimità della cooperativa Cramas, abbiamo il comune del Marborghetto e voglio ricordare un premio speciale che abbiamo dato a 3 ragazzini. La bretella tra Nogaredo e San Vito al Torre continua a far discutere. La 4ª commissione regionale nei prossimi giorni incontrerà Lucio Bergamasco, presidente della Comec, anche lui contrario all'opera. Prosegue la protesta del comitato No Strada contro la bretella di San Vito al Torre, sostenuta anche da parte del mondo imprenditoriale del distretto della Sedia. Il presidente della Comec, Lucio Bergamasco, è parte del gruppo contrario all'opera, che sarà ricevuto a giorni in 4ª commissione regionale. E visto la situazione del traffico, si ritiene, anche a avviso di altri industriali, un po' del pensiero corrente in zona, qui nel distretto, che questo bypass, questa bretella sia inutile per i flussi di traffico esistenti e anche previsti in futuro.
Poi il sviluppo del distretto della Sedia, l'eventuale recupero del distretto della Sedia non passa per la logistica, ma passa per un rinnovato percorso industriale che prevede il recupero della filiera interna e quindi la logistica è un fattore secondario. Quindi questa strada è completamente inutile. E veniamo ai dati sulla pandemia. Oggi in Friuli Venezia Giulia non si registrano decessi, ma sono stati rilevati 197 nuovi contagi su 1595 tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 96. E parliamo di sport. Vittoria di cuore e di carattere della Web Gesteco di Cividale, che batte in gara 4 Vigevano e riesce a pareggiare la serie sul 2-2. Mercoledì gara decisiva a Cividale. Chi vince va in A2. Presidente Michalic chiede il tutto esaurito. 2 quarti vissuti da dominatori assoluti, 1/3 da panico, con soli 6 punti segnati e alla fine la più dolce ed emozionante delle vittorie. Quando tutto sembrava perduto, la Web Gesteco di Cividale sfodera dal cilindro una super partita e riporta la serie playoff sul 2-2 contro Vigevano, che già si aspettava di festeggiare la promozione in A2. Ora però la serie si sposterà di nuovo a Cividale, dove entrambi hanno vinto una partita, rendendola un match esplosivo. Chi vince senza appello viene promosso, chi perde resta ancora un anno in Serie B. È una delle più grandi emozioni della mia vita che io condivido con una comunità, con tanta gente che quando abbiamo perso 2 partite ha dimostrato di volerci bene, valori veri, valori di un gruppo che oggi è venuto da una bolgia, un tifo meraviglioso come l'altro giorno, come vittima sacrificale, ha fatto una partita epocale. Io dove guardo là, voglio tutto il Palagesteco pieno, venite tutti, non dobbiamo lasciare un posto libero. La storia passa una volta nella vita. Io oggi ho chiesto aiuto alla mia mamma, non me ne è mai capitato. La storia passa adesso. Tutto pieno, domani voglio tutto soldato, vi aspetto tutti. È il sogno che si avvera, vi mando un bacio. E il Palagesteco di Cividale ha ospitato nel weekend il triangolare di pallacanestro che ha visto in campo le nazionali femminili di Italia, Spagna e Slovenia. Ci troviamo all'esterno del Palagesteco, il palazzetto dello sport di Cividale, che in questi giorni è stato un'autentica capitale del basket ad alto livello, con la nazionale femminile che è stata protagonista di un triangolare con Spagna e Slovenia e l'UEB Gesteco invece impegnata nella finale playoff per una storica promozione in Serie A2. Tantissimi appassionati quindi in questo periodo sono convenuti qui nella cittadina ducale per questi grandi eventi della palla a spicchi, che ovviamente hanno avuto ricadute positive non solo a livello sportivo ma anche a livello turistico sulla città. In una Cividale fa sempre scalpore, fa sempre piacere ovviamente vedere che realtà importanti come la nazionale italiana sia qui in città e che tu li possa incontrare anche semplicemente passeggiando per i borghi. Cividale ritorna assolutamente al centro della regione e ha messo Davide Michalic la chiesa al centro del villaggio, perché Cividale aveva bisogno sostanzialmente di recuperare questa passione con la pallacanestro, una passione che poi si tramuta in 1750 presenti all'ultima partita in casa. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Spazio ora a Da voi la linea. Arrivederci.